il parco che si occupa di paesaggi e di archeologia nell'ambito del nostro tutela valorizzazione del paesaggio. Il progetto Teodoros ha anche dei progetti nel passato che hanno riguardato l'inclusione sociale. Il progetto che ci è stato proposto era quello che la possibilità di dare alle persone che sono per ora in una costrizione carceraria di poter usufruire di un progetto che possa dare un'ipotesi di reintegro con un lavoro che riguarda poi il recupero del paesaggio, quindi la raccolta delle olive che in precedenza avevano fatto nei terreni della casa circondariale, quest'anno si è fatta in Valle dei Templi, e quindi mettere a contatto con la natura, mettere a contatto con la cultura è un arricchimento sociale. Noi abbiamo detto subito di sì perché il progetto era importante, era bello e con la speranza che possa continuare con altri tipi di forme di collaborazione che tengono conto non solo degli aspetti paesaggistici ma degli aspetti sociali, e questo è un aspetto sociale che ha una ricaduta territoriale importante di tipo culturale e di arricchimento personale. È un progetto in realtà che vuole colpire al cuore, nel senso bello però del termine. Il dottor Carlino raccontava, no, della bellezza, anche riuscire ad andare fuori e quindi poter guardare il tramonto, poter guardare la valle, riuscire a sentire gli odori, riuscire a toccare la terra. Ecco, è questa l'attività che è la missione soprattutto che come amministrazione penitenziaria vogliamo portare avanti. La rieducazione non passa solo l'asettico lavoro, passa anche attraverso il lavoro, ma il lavoro deve essere condito da speranza, da amore, soprattutto da genuinità. Il nostro compito ovviamente è quello non solo di poter dare un'alternativa concreta alla popolazione detenuta, quello di dare una speranza e di far credere nello Stato, perché lo Stato c'è, ma bisogna dimostrarlo. Sì, noi come azienda Valparadiso siamo stati coinvolti in questo progetto e ne siamo davvero grati al direttore, dottoressa Anna Pucci del carcere di Agrigento. Siamo stati individuati come azienda per la spalla operativa, quindi per la raccolta delle olive, la trasformazione del prodotto e l'imbottigliamento. Abbiamo prestato anche le nostre conoscenze e abbiamo calibrato dei corsi sull'olio perché abbiamo voluto qualificare il gesto, nel senso di passare dal fare le cose a comprendere le cose, dal raccogliere le olive in una certa maniera, il perché bisogna evitare le olive da terra e raccogliere solamente le olive verdi. In frantoio i ragazzi non hanno assistito alla molitura, ma hanno capito che cos'era la molitura. E per noi è stato anche un grande arricchimento perché abbiamo lavorato fianco a fianco con questi ragazzi, con queste persone dell'istituto carcerario e abbiamo capito un modo di stare assieme un po' diverso, senza troppo guardare alle spalle o all'oggi, ma proiettarci a domani, a quello che sarà la nostra vita fra qualche anno, avere degli obiettivi un po' più lunghi. Questo è stato un grande arricchimento per noi. Il progetto si chiama Viaggiare su un filo d'olio. Quel viaggio era pensato per i detenuti, quel viaggio invece lo abbiamo fatto noi.